Il traffico internazionale dei prodotti petroliferi è stato il tema dell'evento organizzato da Confcommercio Veneto, tenutosi a Mestre il 19 dicembre, e che ha fatto il punto della situazione assieme alla Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e alle associazioni di settore. Non è difficile procurarsi sui mercati internazionali benzina e gasolio a basso prezzo, dall'est Europa, ma non solo. Vi è traffico incessante di autocisterne cariche verso l'Italia, che creano un danno erariale e di concorrenza sleale. Non è questo quello che noi possiamo accettare da nessun punto di vista, né come cittadini né tantomeno come categorie che sono nel campo della distribuzione dei carburanti, che possono essere per le famiglie, possono essere per il servizio all'autotrasporto o per l'auto di tutti i giorni, perché questa è una situazione che mette in difficoltà chi opera, ma nello stesso tempo anche crea una grande disparità nel cercare di portare avanti, perché uno che ha la possibilità di rifornirsi magari un'azienda con prezzi non competitivi rende tutta la filiera proprio della scorrettezza commerciale. E dall'altra parte per essere vicini alle istituzioni, perché è chiaro che in momenti come questi, dove il Paese fa fatica a trovare un suo equilibrio, sapere che c'è qualcuno che delinque con libertà e per grandi importi di denaro indubbiamente non è accettabile. Un traffico internazionale fraudolento di prodotti petroliferi tra benzina e gasolio che ogni anno provoca un buco per le casse dello Stato di circa 20 miliardi di euro e che solo in Veneto conta 1 miliardo e 200 milioni di euro di evasione fiscale, regione particolarmente esposta poi al fenomeno perché terra d'ingresso delle autocisterne provenienti dall'est Europa. Stiamo parlando di strutture organizzate che attraverso diversi attori che si prestano alla realizzazione di frodi realizzano significative evasioni d'imposta. La difficoltà è legata al fatto che la percezione da parte dell'utenza è limitata del fenomeno, perché nella maggior parte dei casi il prodotto petrolifero commercializzato oggetto di frode fiscale è un prodotto che presenta le stesse caratteristiche qualitative del prodotto lecito. Il problema è che si realizza la commercializzazione attraverso una significativa evasione d'imposta, e questo costituisce non soltanto un danno erariale molto importante, perché parliamo di centinaia di milioni di litri di carburante sottratti all'imposizione, con evasione all'imposta sul valore aggiunto per centinaia di milioni di euro. Danno erariale, alterazione del libero mercato, concorrenza sleale, sono questi i temi affrontati dai diversi esperti in materia al convegno di Confcommercio, che oltre ad un'analisi della situazione attuale ha ragionato sulle strategie da mettere in atto, sia a livello politico nazionale che locale, per contrastare il fenomeno. Il Veneto si trova fortemente coinvolto per la sua collocazione geografica, principalmente perché è un punto di arrivo ma intermedio rispetto alla destinazione finale del prodotto. Questo consente di mettere in atto delle frodi, principalmente con evasione di IVA interna, e il prodotto va ad essere poi messo in consumo in altre zone del Paese.